Amici di Zena Zone, voglia di vacanza all'aria aperta, in campagna? La nostra rubrica Agriturismi in Liguria ha scovato per voi un posticino molto molto particolare. Andiamo in provincia di Imperia e andiamo a conoscere Tiziana Guglielmi e il suo agriturismo Uliveto Saglietto. Buongiorno! Buongiorno, ciao. Dimmi tutto. Raccontaci un po' di questa meraviglia che hai, che gestisci. E beh, cosa ti devo dire? È stata un'avventura, una scommessa con mio marito, iniziato nel 2000-2001 per l'esattezza, in questo piccolo borgo di Poggi, dove abbiamo piano piano recuperato delle case della famiglia e l'abbiamo aperta all'ospitalità. Mhm. Tutto nasce dalla passione della famiglia di mio marito, proprietari di uliveti, quindi già sul settore chiaramente agricolo, e poi dopo una decina d'anni abbiamo recuperato anche delle vigne, quindi oggi siamo olivicoltori e viticoltori. E abbiamo questa realtà di 6 appartamenti dislocati in un borgo. Ecco, questa è la particolarità, la prima particolarità che mi ha molto colpito quando ci siamo poi sentite telefonicamente, perché in realtà parlandomene e descrivendomelo, tu mi hai parlato di un agriturismo diffuso, anche se non andrebbe detto nel senso che non esiste giuridicamente, ma nella realtà di fatto Sì. siete proprio dislocati all'interno di un vero e proprio borgo. Sì, sì, non esiste come realtà giuridica, difatti insomma noi ci descriviamo tali per spiegare all'ospite quello che siamo, per non avere sorprese per chi non ha capito, no? E questa cosa di dire che siamo nel borgo, che siamo diffusi, che siamo diciamo in una realtà viva di un borgo ligure, piace tantissimo. Poi abbiamo diciamo nella struttura principale, le vedute sugli uliveti, le vedute sul mare principalmente, sul vigneto, e fa da cornice unica, diciamolo, Romantica. molto romantica. Poi ti dico, arrivando dal borgo, tu passi questa piccola porticina che era poi la porta dell'antico frantoio e ti catapulti in una realtà unica, perché non ti rendi conto da quella piccola porta quello che ti trovi al di là. E quindi c'è questo connubio borgo e mare e vigneti e oliveti, ed è un bel gioco, mi piace, insomma, io sono contenta. Diciamo che sono stata fortunata a ritrovarmi questi edifici storici in questo contesto. E piano piano, con fatica, li abbiamo recuperati tutti. Abbiamo ancora da fare, ma adesso il grosso è fatto. Beh, Diciamo. comunque la vita dell'agriturismo, nella vita dell'agriturismo c'è sempre da fare. Dove ci troviamo precisamente? Allora, ci troviamo nella Liguria di Ponente, tu l'hai detto prima, siamo in questo piccolo borgo che fa parte del comune di Imperia, è una frazione, sulle prime alture praticamente, e guardiamo ovest, quindi siamo diciamo terrazzati a sud-ovest e che dirti, Poggi è famosa per le sue vedute, perché essendo proprio sul crinale della montagna, ha vedute aperte completamente da est a ovest. Noi siamo più posizionati ad ovest però, non vediamo Porto Maurizio, diciamo, però abbiamo questa veduta di questa piccola caletta che si chiama Barbarossa ed è bellissimo a mio giudizio. Allora, sono 6 appartamenti Sì. e mi dicevi, sempre durante la nostra conversazione telefonica, che avete scelto di non fare ristorazione, ma soltanto colazione, però c'è un'altra chicca, ci sono delle degustazioni. Sì, sì, abbiamo aperto il nostro tipo di ospitalità per scelta, l'abbiamo aperta con la colazione e la degustazione dei nostri
prodotti tipici. Alle 6 del pomeriggio facciamo sempre queste degustazioni sensoriali, perché facciamo degustare i nostri vini legati all'olio, legati al patè di olive, le olive, e prima di questo andiamo a vedere gli uliveti, a vedere i vigneti, spieghiamo il tipo di raccolta, il tipo di terreno, insomma spieghiamo il tutto. È proprio un viaggio sensoriale. E quando si ritorna poi verso le 6, 6 e mezza, 7, dipende anche dalle temperature, dal mese in cui ci troviamo, facciamo la degustazione. Una Per gli coccola. interni, Una coccola, una vera e sì. propria coccola. Sì, lo facciamo per gli interni, cioè per i nostri ospiti, ma anche per l'esterno, cioè per quello che ti chiama e che vuole venire a degustare, ad assaggiare i vini per poi acquistarli. Lavoriamo, insomma, adesso in periodo di Covid, come tutti, c'è stato questo stop forzato, speriamo che finisca, però lavoriamo moltissimo con le persone che transitando vedono su Google la possibilità di fare queste degustazioni e vengono, è molto bello, cioè apprezzato, ecco. Raccontami un po' la giornata tipo del vostro ospite, anche che cosa si può fare nei dintorni. Una Sì. giornata tipo vissuta all'agriturismo Uliveto Sì. Siglietto. Allora, noi siamo vicinissimi alla pista ciclabile, vorrei precisarlo perché questa meravigliosa pista ciclabile che oggi inizia a San Lorenzo, che è a 3 chilometri da noi, e va fino a Ospedaletti, è diciamo una grandissima cosa. L'ospite che arriva da noi ha sempre la bici, sempre. La bici che ormai è diventata o l'elettrica o comunque una bella bici. Noi abbiamo il ricovero per le biciclette dove possono fare le loro manutenzioni e tenerle chiaramente custodite. Possono poi scendere da Poggi, in un attimo sono a San Lorenzo al Mare. A breve, e lo dico con grande gioia, arriverà qua sotto su Imperia, quindi ce l'abbiamo proprio vicinissima. Mamma mia. Ecco, sì, loro principalmente questo, poi tutto l'entroterra. Da Poggi ti colleghi a tutto l'entroterra, passando dal Montefaudo, arrivando a Civezza, facendo tutto l'anello fino a San Lorenzo al Mare, oppure dall'altra parte, salendo sempre da Poggi, vai su Bellissimi, Dolcedo, vai sull'altro anello, ritorni poi a Poggi. Quindi diciamo che questa è la nostra forza, come tutta la Liguria immagino, senza dubbio. Poi hanno questa possibilità di relax nel tardo pomeriggio con la piscina e le degustazioni, e poi su Imperia, scendendo, hanno comunque il piacere di vedere la costa, perché comunque noi siamo vicinissimi alla costa. Quindi Imperia con Porto Maurizio Oneglia, due bellissimi borghi, e poi andando verso Levante hanno Cervo, bellissima da Bellissimo. visitare, bellissima, e senza dimenticare poi altri borghi che se no ne hanno a male, ce ne sono tantissimi, non Ce vorrei ne sono, dimenticarne nessuno, sono esatto, perché sono ovviamente delle tantissimi. chicche ognuno. Ecco, non voglio togliere nulla perché veramente a volte mi ritrovo in una settimana a dire talmente tante cose che non riescono a farle tutte. Poi dicono, ma noi vogliamo anche riposarci. Quindi poi Devono alla fine tornare. devono tornare, Certo. assolutamente. Assolutamente. Quali pratiche di sostenibilità avete adottato? Abbiamo adottato praticamente ora, in questo momento, vorremmo fare poi la trasformazione tutto a biologico, non ci siamo ancora arrivati, stiamo facendo lotta integrata sia per l'oliveto che per il vigneto. E piano piano dovremo arrivare a totalmente biologico. È un'impresa ardua perché siamo molto vicini alla costa comunque, però ci vogliamo riuscire. Ad oggi è quasi tutto in lotta integrata, cioè quindi non usiamo più nessun tipo di fitofarmaco, però non siamo ancora certificati biologici.
Okay. Invece volevo chiederti a che punto siete delle coltivazioni, delle produzioni. In questo momento state lavorando, siete fermi a un momento di pausa oppure state No, 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 come discorso agricolo un totale stop non c'è mai stato. C'è stata una riduzione, ovviamente, come tutti, perché? Perché non andando, non arrivando alla grande distribuzione, comunque ci siamo dovuti girare sull'online, che sta funzionando, anche se c'è ancora da lavorarci. E ora in questo momento stiamo preparando i vini, okay, perché abbiamo ottenuto da pochi giorni la DOC e quindi dovremmo a breve preparare, imbottigliare e cominciare con le vendite dei vini. okay. L'olio è andato alla grande sia come produzione che come vendita. Tra l'altro Cioè, era buonissimo quest'anno, sì, spettacolare, spettacolare. spettacolare. La produzione, vabbè, gli oliveti sono stati tutti, sono a posto, sono stati tutti potati, sono pronti, ecco. Per la vigna adesso sta ricrescendo, c'è la rinascita, Certo. chiaramente spettacolare, e siamo comunque sempre attivi. Quindi tutto pronto per la Sì, nuova sì, stagione. sì, non ci siamo assolutamente fermati. Poi, insomma, lo sappiamo tutti, no? La natura non ti dà tregua, No, devi stare assolutamente al passo. vuole essere rispettata, amata, coccolata. Sì, senz'altro, senz'altro. Ma sono sicura che, sarà una stagione questa sarà una buona stagione secondo me, perché comunque, venendo da questo periodo si ha secondo me ancora più voglia di vivere all'aperto e di godersi un po' la natura. Sì, la nostra clientela non vede l'ora. Immagino. Abbiamo veramente una costante richiesta di arrivare, di poter venire. Il mercato estero è ancora un po' titubante, abbiamo diverse prenotazioni già confermate, con un grande punto interrogativo perché non sappiamo se potranno venire. Comunque, insomma, vediamo. Tutti i giorni riceviamo Certo, richieste, certo. vediamo, vediamo. Poi una grande incognita, tutto questo, vedremo. Io Tiziana ti faccio un immenso in bocca al lupo per te, per la struttura, Grazie, per la grazie, gestione di tutto, per la tua famiglia e grazie, spero di venire ad assaggiare un po' l'olio. grazie, grazie. Ti aspetto anche per i vini quando vorrai. Sono qui, nessun problema. Buon proseguimento. Grazie, grazie mille. Grazie.